credevano in noi i fratelli Barrucci, Antonio e l'altro Ciro. Credevano in noi tanto. E quindi la Zeus Record. La Zeus Record, che è stata la casa discografica di Napoli numero 1, la quale ha scoperto anche Massimo Ranieri e tanti altri cantanti che poi oggi sono all'apice. E quindi loro credevano in noi in un modo particolare. E non appena si ebbe questa occasione che Canale 21 organizzò questo festival e interpellò a loro come discografici di Napoli, più grossi, più importanti, persone senza offesa per benissimo, loro subito ci proposero questa cosa perché credevano in noi. Che cosa proprio è successo quando chi è venuto a chiamarvi che dovevate uscire sul palcoscenico? E mi sembra proprio Enzo Berro, voglio preparato, Sì. voglio siete pronti, voglio quelle cose proprio alla napoletana. Ma già dietro là si fremeva prima perché c'era una scaletta dietro, allora prima quando usciva, adesso è uscito quella, fra due persone usciamo noi. Preparatevi. Cioè, Ma Daniele Piombo che dice sto fatto dietro alle quinte, poi ogni tanto sì, era un verissimo. whiskino, una cosa, Sì, ma è vero prima. Sì, No, è vero. È vero. Sì. Prima whisky, poi ad uscire l'acqua minerale. Siamo a metà, amici telespettatori, siamo a metà gara e voi dovreste vedere quello che succede dietro le quinte. Dunque il whisky prima di cantare, perché il batticuore, l'emozione, oddio, mamma mia come andrà a finire, mamma tua, whisky. Dopo l'acqua minerale, perché escono proprio con la gola secca ed è bello vedere come questi ragazzi... Era proprio la tensione, perché dal vivo, le cose dal vivo, sai, noi eravamo preparati perché facevamo concerti, però dal vivo sul palco le persone in teatro, quelli che stavano alle prime armi soffrivano molto questa cosa, era una tensione, poi i personaggi che c'erano, allora Daniele Piombi, Pippo Baudo, Adriano Russo, ognuno, sai, è una cosa bellissima. E quindi siete usciti sul palcoscenico? E abbiamo incominciato a cantare, è scappata un filo Della base, perché poi si cantava dal vivo, ma poiché ecco i mezzi per l'orchestra non c'erano, perché diciamo, ritorniamo al vecchio discorso che un festival voluto proprio con tutta la forza, i mezzi, cioè, però la base musicale e noi cantavamo sopra la base, senza cioè ancora più difficile perché noi dovevamo seguire un nastro che camminava e dovevamo cantarci sopra, guai a sbagliare un passo, per 2 o 3 battute, perdevamo 7, tutto, 8 battute, perché poi si perdeva tutto, la base camminava e uno non perché poi quando è uscita la base ci siamo trovati precisi con le parole. Specifichiamo che una cosa è cantare con la base, una cosa è cantare in playback. Certo, no, certamente. Il playback significa solo fare i movimenti, invece noi cantavamo, però sopra una base, la base musicale. Quella che era registrata era solo la base musicale che incominciava e noi ci inserivamo con le nostre voci sopra ed era un po' anche più difficile perché mentre con un'orchestra si riesce sempre, diciamo noi, ad apparare, in questo caso qua no, perché il nastro cammina e tu ci devi cantare e guai a perdere una battuta, non ti trovi più. Quindi era molto sofferto, ma noi eravamo abbastanza preparati a questa cosa perché la passione era tanta e quindi le cose le avevamo E proprio qual è stata stampate. l'emozione di trovarsi davanti il pubblico napoletano del Politeama? Quella è stata la più grande emozione, che la gente si alzava in piedi, batteva le mani, un calore che è rimasto in noi, mi sembra oggi, mi vengono ancora i brividi perché la gente era proprio affezionata, quando si parlava di Festival di Napoli, ma la gente era affezionatissima, appassionata, c'era un calore che non c'erano mai posti a sedere, sempre gente che aspettava fuori, una cosa bellissima. Finita la canzone siete ritornati Dietro le quinte. Che cosa è successo? Vabbè, eravate Complimenti chiaramente... dei colleghi, ci siamo prima un po' Eravate rilassati. ci dobbiamo prima dovuto rilassare un po' perché la tensione poi la tensione che poi fecero le votazioni per andare in finale, siamo andati in finale, infatti fra 12, metà non è furono andato, 12 le canzoni che siamo andati in finale e poi abbiamo fatto la finale. Sono in elenco in ordine alfabetico e io vi comunico i 12 nomi ammessi, sperando di trovare poi nell'elenco generale anche i relativi titoli delle 12 canzoni ammesse alla finalissima. Cominciamo subito.
sono in ordine alfabetico, quindi cominciamo con i cognomi. Luciano Bruno, interprete di Senza e te, una canzone di Localzo Bruno. Francesco Calabrese, interprete di Canzone per te di Sharat Sharat. Fausto Cigliano, interprete della canzone Ventata Nova di Cigliano. Gie Doniacquo, interprete di Pennora Sola di Gie Doniacquo. Dammi un po' d'amore, una briciola bene, nuova sincera, non vira che muore, solo per te. Nelle nostre canzoni c'era tutto, noi andavamo noi scrivevamo canzoni per il napoletano più classico e per quello più Europa Sound. Ma questo nasce da un amore come familiare, cioè sì, c'è stata noi... sempre una predisposizione in famiglia per la musica? Sì, proprio da piccolo, io mi ricordo da 8-9 anni già strimpellavo la chitarra. Dammi un po' d'amore, una briciola bene, una vase sincera, non vire che muore, solo per te. Fammi passare che sta breve, scioglimi sta neve che tieni in tuo cuore, sto sogno d'amore, non lo sciupare. Braccia a te, un'ora sola, per mi fa capire st'amore che è. Dammi un po' d'amore, una briciola bene, un vaso sincero, non vire che muore, solo per te. Io tutte le sere mi giro in tolietta e non trovo ricette, seduto in te sonno, mi viene a basare. Braccia a te, per l'ora sola, per te fa capire st'amore che è. dammi un po' d'amore, una briciola bene, quasi sincera, non vira che muore, solo per te. Dammi un po' d'amore, una briciola bene, quasi sincera, non vira che muore, solo per te. Grazie, grazie. Ma c'ho pulita ma c'ho pulita l'amore sotto le palazzi. Ma c'ho pulita ma c'ho pulita e vasi non fanno male. Amore stringe più forte, il rimase non porta e ti fa spigliare le nostre mule. Ma c'ho pulita ma c'ho pulita l'amore sotto i palazzi. Ma c'ho pulita ma c'ho pulita i vasi non fanno male. Ma c'ho pulita no. Però posso dire adesso, penso che quando voi deciderete di andare in pensione siete ancora un duo eccezionale, no? Grazie. Ma non abbiamo provato niente, sono ricordi vecchi proprio. Solo ricordi vecchi. Non ci ricordiamo nemmeno le parole per bene, diciamo. Grazie a nome di tutti. Grazie a te. Grazie a te particolarmente. Che ci hai riportato. Veramente grazie a te e grazie per il tuo impegno che veramente che con il tuo impegno hai portato. Grazie al Canale 21. A Canale 21 ci hai portato indietro di 30 anni nella nostra gioventù e da Canale 21. Grazie. Grazie a te.